stupenda. Quanto ci vuole ogni tanto la giornata di febbre, stupenda, di quelle che fino alle 3, 3 e un quarto, ancora la testa al cuscino non riuscivo a alzare. Una febbre di stanchezza, non è influenza. Domani sto meglio di ieri. Il mondo mi sembra sia andato avanti uguale. I quotidiani hanno consegnato in edicole, le borse hanno aperto e il dottor Montens sempre a farci compagnia. Il mio ufficio è andato avanti, la mattina hanno disdetto lui gli appuntamenti, i pomeridiani ho disdetti io e tanto per non perdere peso ci vuole dolcezza. Quando uno si sente poco bene, un piccolo magnum, però è piccolo, è un po' spurio e allora secondo te sto male. La giornata delle febbre, come quando da bambino, il regalino avrà di pranzo tra mamma e papà, le figurine, un gelatino, tanto per non perdere peso, stacco il telefono, stacco il PC, stacco l'iPad e mi rimetto a dormire. Ma secondo te sto male? Domani torno in sella, viva la vita, non mi piglio troppo sul serio.